Mister, è arrivata questa sconfitta col Fossano, era partita male, poi siete riusciti a riprenderla, poi loro hanno fatto un grande pressing nel secondo tempo, alla fine è arrivata questa sconfitta. Come l'hai vista? Ma l'ho vista un suicidio calcistico. Siamo stati polli, ingenui, perché nonostante loro siano andati in vantaggio il primo tempo sull'unica sortita che hanno fatto, che ci può stare, avevamo condotto la partita nella maniera giusta, c'erano pochi spazi, abbiamo fatto la partita il primo tempo per cercare di riusciamo a pareggiare, rimangono in 10, secondo tempo dopo che si è andato in vantaggio lì è successo un suicidio calcistico. Purtroppo ci sono delle volte in cui fai degli errori, sbagli, e, può capitare perché è la prima volta che capita una cosa del genere durante l'anno, non colpevolizzo nessuno, però non si può dopo essere andato in vantaggio 2-1 con l'ultima in classifica 10 contro 11, rimanere 10 contro 10, perché poi Alessio per noi è un pezzo importante dietro e la sua mancanza si è fatta notare nel pareggio e nell'azione a seguirsi. Quindi diciamo che da un punto di vista di atteggiamento non credo che possa rimproverare nulla, nel senso che l'avevamo presa nel modo giusto, non abbiamo fatto una grandissima partita perché nel momento in cui c'è da fare la partita, la nostra squadra è chiaro che può andare in difficoltà, siamo andati sotto, però avevamo recuperato, eravamo andati in vantaggio, era tutto in equilibrio, tutto perfetto tranne quella stupidità che c'è stata, che nell'arco dell'anno può capitare perché non è che c'è da demonizzare niente, però girano veramente le scatole perché è stato un suicidio, una partita dove 2-1 in controllo 10 contro 11 era da portare a casa. Quindi sappiamo di aver sbagliato, sapevo che loro erano anche nella situazione di poter reagire perché è una squadra viva, è sempre stata viva, però onestamente sono amareggiato come tutti credo, perché è stato un suicidio calcistico, sportivo, ci mancherebbe. Non voglio fare drammi perché l'atteggiamento secondo me è stato abbastanza positivo, nel senso che abbiamo dato tutto quello che dovevamo dare, però sono stati fatti degli errori troppo grossi per una squadra che non è matura per arrivare a centrare un obiettivo importantissimo. È un peccato perché è un peccato, è una bella batosta questa qua, nel senso che, ma non perché hai perso con l'ultima, ma perché era tutto in controllo, era abbastanza, abbastanza abbordabile come situazione su 2-1, 10 contro 11, poi non so cosa è successo perché non ho idea, voi non lo sapete, non lo so. È stato espulso anche Alessio, per noi è troppo importante, e siamo rimasti 10 contro 10 su un calcio da fermo abbiamo preso gol e sull'altra ripartenza abbiamo preso gol, incredibile. Vabbè, il calcio è fatto anche, però posso essere onesto, non ho visto snob da parte della mia squadra, non è stata una partita che abbiamo snobbato, è stata una partita nata storta e finita ancora peggio, anche se a metà della partita non mi sarei mai aspettato un risultato del genere, anche perché sul 2-1 abbiamo avuto la possibilità di fare il terzo, non l'abbiamo fatto, poi dopo complimenti a loro perché ci hanno creduto fino in fondo, ma io lo sapevo che erano vivi, l'avevo detto prima, lo dico adesso, e sono amareggiato perché avevamo tutto in controllo, per quello. La partita che è nata è stata una partita stranissima, poi sul 2-1 pensavo di passare dei 20 minuti diversi da quelli che ho passato, però
ne abbiamo passati talmente tanti altri belli che oggi è stato veramente brutto. Quindi niente da dire. Cioè, penso che l'analisi sia quella. È chiaro che non sono cose recidive, no? Quindi io non voglio puntare il dito su nessuno, anzi colgo l'occasione e avrei voluto farlo in maniera diversa per ringraziare De Bode, che in settimana è stato avvicinato da altri palcoscenici per poter, lui è stato un ragazzo esemplare, dedito proprio alla causa, ed è rimasto con noi. Forse voi non lo sapete, ma ha avuto delle richieste importanti in questo mercato finto, che l'hanno pensato, cioè, certe campagne hanno fatto sì che lui potesse cambiare aria. Ieri sera mi ha chiamato dicendomi che vuole finire con noi, e io sono molto orgoglioso di lui, di quello che ha fatto fino ad oggi, anche se è chiaro oggi ha peccato di ingenuità, ha sbagliato, ma non è che si può demonizzare. Una leggerezza, mister. Sì, una leggerezza di un calciatore che ha fatto talmente bene fino ad oggi, che poi tra l'altro io non so neanche quello che possa essere successo, perché la dinamica dell'espulsione non l'ho capita bene. Fatto sta che se noi rimanevamo 11 contro 10 sicuramente, poi per come sono venuti i gol non avremmo perso la partita con lui in campo, quello sì. Perciò non mi sento di demonizzare l'errore che ha fatto, anche se ha sbagliato, come si sbaglia, come posso sbagliare io in certi cambi, come può sbagliare l'arbitro in certe interpretazioni, e come può sbagliare un attaccante quando sbaglia un gol. Lui oggi ha sbagliato, però il gesto che ha fatto in settimana è un gesto importante per quello che riguarda l'attaccamento a Imperia, alla maglia dell'Imperia e alla causa dell'Imperia, perché io credo ancora, adesso non so i risultati di come è andata degli altri, non ho idea, dopo me li guarderò, ho i coglioni girati a 1000 che abbiamo perso una grande occasione, però ripeto, non è che quando si perde tutti quanti assieme, non è che, è chiaro che c'è stata una leggerezza importante e andremo a migliorare anche su questa cosa. Cioè, penso che sia, come si dice, umano errare est, perseverare diavolo. Quindi è la prima volta che succede, però dà fastidio perché eravamo in controllo in tutto, contro una squadra che era viva. L'avevo detto prima della partita, lo dico anche adesso. Lo so, non so come l'avete vista voi, ma credo che l'analisi che ho fatto è un'analisi più che onesta. Non hanno rubato nulla. Forse il primo tempo sono scesi una volta, hanno fatto gol, credo. E il secondo invece ci hanno creduto. 11 contro 10, siamo andati in vantaggio, la partita deve finire lì. Non è finita lì per delle mancanze nostre e poco segno di maturità per raggiungere un obiettivo super, però non mollo. Io voglio arrivare a fare, mi son fatto una tabella, ma non di punti o di cose. Io quello che voglio andare a fare è qualcosa di straordinario oltre a quello che si è fatto. Credo che, non lo so, poi ditemi voi, l'atteggiamento penso che sia stato un atteggiamento giusto. Sì, forse nel secondo tempo appunto c'è stata qualche distrazione, però a me piacerebbe sottolineare anche il fatto che ha segnato un altro under, abbiamo segnato il secondo gol su punizione dell'anno, il primo è stato stancinito da centrocampo, quindi è quasi il primo con la classica punizione. Ecco, come si sta inserendo anche Mattia, nonostante la defezione di uno come Sancinito che sappiamo Davide per noi è importantissimo, importante. È importantissimo. Mattia ha fatto una buonissima partita, nel momento in cui poi è andato in calo 10 contro 10 è successo tutto nell'arco di 2 minuti, quindi abbiamo fatto dei cambi anche per poter pareggiare la partita, abbiamo avuto anche un'occasione alla fine enorme e dai, credo che sia anche, io credo molto
nella legge di compensazione, probabilmente oggi un pareggio poteva essere anche, ma neanche, perché poi sul 2-1 mai avrei pensato di poter... Chiaro, ho fatto dei cambi, dove ho messo il ragazzino che sta crescendo tantissimo, che è Cassata, dopo che Minasso ha fatto il lavoro che doveva fare, perché abbiamo sofferto pochissimo. In settimana l'avevo visto molto bene, però niente, dai, non sono felice perché purtroppo io quando perdo sono triste, ma quando perdo così ancora di più, perché l'abbiamo praticamente regalata, era tutto in controllo, ma non per la classifica loro, ma per dei meriti nostri. E con questo convivi meno, nel senso che se gli altri sono più bravi stringi la mano. Oggi invece abbiamo fatto tutto noi, questo mi rattrista tanto, perché poi con questo ci convivi un po' meno. Grazie mister. Prego.